uno dei muscoli più importanti, che è la schiena, che è sempre affaticata da ogni movimento che facciamo. Allora andiamo subito a metterci in questa posizione, quindi posizione quadrupede, andiamo a tenere sempre le braccia ben tese e saliamo, innalziamo la schiena in su e in giù. Ovviamente quando saliamo inspiriamo e scendendo espiriamo. Cerchiamo di muovere insieme alla nostra schiena anche il collo e quindi la testa, portandola su e giù. I movimenti saranno lenti. Torno su, trattengo, faremo questi movimenti, saranno almeno 10. Vado su e torno. A questo punto scendo su le ginocchia, allungo le braccia e trattengo questa posizione di rilassamento per 10 secondi. A questo punto invece porto le braccia in corrispondenza, le mani in corrispondenza alle mie spalle, con i piedi uniti e le gambe e le gambe stese. Vado su in posizione cobra e trattengo ogni volta per 5 secondi. Vado giù e respiro. Torno lentamente su, inspirando e portando insieme anche la testa. 5 secondi e torno. In questo caso i movimenti saranno 10. Lento, torno e giù. Consideriamo che abbia fatto i 10 esercizi per passare al prossimo. Allora, a questo punto vado a stendere la mia gamba destra e porto la sinistra all'incrocio e io vado a scendere. Dopo 5 secondi torno e cambierò ovviamente gamba, quindi incrocio la destra alla sinistra e vado giù. Rilasso completamente la colonna vertebrale. Dopodiché mi preparo a risalire su, perché adesso invece vado sempre in questa posizione, quella iniziale, se vi ricordate, a portare il mio braccio sotto quello destro. Stessa cosa farò al lato opposto. Ricordiamoci di trattenere almeno per 5 secondi. Come vedete, dalla testa, lungo la schiena,
riuscirà a rilassare e quindi a stendere bene i muscoli della schiena. Dopodiché torno lentamente, facciamo sempre questi movimenti in modo lento per poter andare a fare l'ultimo esercizio. Facciamo una leggera torsione, quindi porto la mia gamba sinistra incrociata alla destra mentre il busto andrà dal lato opposto. Contiamo i nostri 5 secondi lenti. Torniamo nella posizione opposta. E concludiamo in questo modo. Scendiamo giù e portiamo a noi le ginocchia. Per concludere appunto il rilassamento nonché lo stretching della schiena. Saremo 5 secondi in questa posizione. E ritorniamo piano piano su. Bene ragazzi, anche oggi è tutto. Baci.